di corsa San Cipriano e Sararicò. La partita del girone di andata si era conclusa con 1-0 per i giallo-blu. Oggi a separarli in classifica sono ben 5 punti. Partita accesissima fin dai primi minuti. All'11° Poggioli ottiene la palla e, inseguito dalla squadra avversaria, avanza verso l'area, ma lo raggiunge Bondelli facendolo cadere a terra, in prossimità dell'area. È rosso. I padroni di casa rimangono in 10 uomini. Occasione ideale di nuovo per Poggioli, che attacca da sinistra al 20° e mirando a destra passa al portiere, ma è fuori. Al 23° Zanforlin batte un calcio di punizione, la palla sorvola la barriera, ma Fuselli non la lascia passare. Il risultato rimane sullo 0-0. 32° minuto, un cambio di gioco improvviso fa finire la palla ai piedi di Lobascio. È rincorso da Villa, si avvicina all'area, è buona, esce Scala e Lobascio ha l'opportunità di scartarlo, segnando un bel gol per il Sararicò. Donati al 38° prova a rispondere, da centrocampo raggiunge l'area, dribbla la difesa, è prossimo alla rete ma interviene il piede di un giallo-blu a salvare la porta. Inizia il secondo tempo, come ci mostrano le riprese di Enrico Figus. Tempo per i padroni di casa di riscattarsi o per confermare il vantaggio degli ospiti? Già nel primo minuto Gazzano avanza verso la porta, ma il suo tiro è respinto da Villa. Al 14° di nuovo Zanforlin a battere un calcio di punizione. Il suo tiro da lontano questa volta è impeccabile e finisce nell'angolo sinistro della porta. Troppo tardi Fuselli prova a pararla. Ormai siamo 1-1. La partita si infiamma nuovamente. 3 minuti dopo il Sararicò prova a controbattere. Ciccia in area, riprende palla dopo che è sfuggita al portiere, ma finisce a terra mentre Merlo impedisce il gol. Rosso per Mello e rigore per i giallo-blu, ma il tiro di Lobascio viene parato. Nonostante siano 2 in meno, il San Cipriano continua ad attaccare. Al 40° Raiola avanza rapido, ma il suo tiro finisce fuori. Gli ospiti negli ultimi minuti tentano il tutto per tutto. Al 46° Sardu la mette in mezzo per Ronco, tira, ma niente, splendida parata di Scala. Onore al San Cipriano che oggi ha tenuto testa prima in 10 e poi in 9 uomini al Sararicò. Pareggio meritato dunque.